flash acceso. Nel dare a benvenuto a tutti voi, ringrazio il consigliere Filippo Rigo per questa iniziativa di lancio dell'Assemblea Generale di Acqua Pubblica Europea, che per la prima volta si svolge in Veneto. Per comprendere la portata dell'evento, basti pensare che Acqua Pubblica Europea fornisce servizi idrici a oltre 80 milioni di cittadini europei per un fatturato aggregato di circa 8 miliardi di euro. Il board è presieduto dalla francese Célia Blauet, il presidente appunto di Eau de Paris, composto da 18 rappresentanti di società di servizio idrico di 10 paesi: Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Portogallo, Scozia, Spagna, Svizzera e Ungheria. Siamo in una dimensione internazionale europea di un evento di portata straordinaria, perché soprattutto Acqua Pubblica Europea ha voluto rilanciare con forza la riflessione anche all'opinione pubblica sulla risorsa acqua. Parlo non solo come Presidente del Consiglio regionale, ma anche come ambasciatore dell'Italia del Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia, rammentando a tutti l'obiettivo 6 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che recita: garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie. Obiettivo ambizioso ma necessario a livello mondiale. Vi do alcuni dati. In Italia i numeri sono impietosi. Più della metà dei comuni italiani, 57,3%, ha perdite idriche totali in distribuzione uguali o superiore al 35% dei volumi immessi in rete. Perdite ingenti pari ad almeno il 55% interessano il 25% dei comuni. In meno di un comune su 4, il 23,8%, le perdite sono inferiori al 25%. Non tutta l'acqua immessa viene effettivamente erogata agli utenti finali. Nel 2020 sono infatti andati dispersi quasi 1 miliardo di metri cubi, pari a 36,2% dell'acqua immessa in rete, 37,3% nel 2018, con una perdita giornaliera per chilometro di rete pari a 41 metri cubi, 44 nel 2018. In 15 comuni italiani, per un totale di 65.000 abitanti, è assente completamente il servizio pubblico di distribuzione dell'acqua. Nel 2020 ben 11 comuni capoluogo di provincia, città metropolitana localizzati tutti nel Mezzogiorno, hanno fatto ricorso a misure di razionamento nella distribuzione dell'acqua potabile, disponendo la riduzione o sospensione dell'erogazione idrica. Il servizio pubblico di fognatura è assente per 514.000 residenti nei capoluoghi. In questi casi le acque reflue urbane vengono convogliate verso sistemi autonomi di smaltimento, quali ad esempio le vasche IMOF, privati e soprattutto nelle aree con case sparse o zone difficilmente raggiungibili. A livello mondiale lo scenario è più che preoccupante. La scarsità di acqua colpisce più del 40% della popolazione globale, una percentuale di cui si prevede un aumento drammatico nel prossimo decennio. Oltre 1,7 miliardo di persone vivono in bacini fluviali dove l'utilizzo dell'acqua eccede la sua rigenerazione. Almeno 1,8 miliardi di persone a livello globale utilizzano fonti di acqua potabile contaminate da escrementi. 2,4 milioni di persone non hanno accesso a servizi igienici di base come appunto WC o latrine. Più dell'80% delle acque di scarico prodotte da attività umane è scaricato in fiumi o mari senza sistemi di depurazione. Ogni giorno circa 1.000 bambini muoiono a causa di malattie diarroiche prevenibili legate all'acqua e all'igiene. Pensiamo anche a quanto è accaduto recentemente da noi, quando si era iniziato impropriamente a onor del vero, ma con fondata preoccupazione, a parlare di siccità dopo un inverno e una primavera particolarmente avare di precipitazione. La disponibilità di acqua non significa la giustificazione del suo spreco, e ciò vuol dire che dobbiamo mettere in atto, proprio a causa dei cambiamenti climatici, nuovi comportamenti, mutare abitudini, cambiare modi e tempi di consumi e via dicendo. Abbiamo bisogno di una nuova cultura dell'acqua, ecco perché la vostra attività è straordinariamente importante. Proprio Acque Veronesi, nell'ultimo incontro in Portogallo, ha fatto notare che il potenziale delle acque depurate in Italia sarebbe enorme, 9 miliardi di metri cubi all'anno, dei quali però oggi viene sfruttato solo il 5%, e da ciò la necessità di affrontare una profonda riorganizzazione anche del modello di sviluppo agricolo, dei seminativi da coltivare o delle metodologie di irrigazione. La settimana scorsa in questa sala abbiamo appunto parlato di agricoltura di precisione,
che sfruttando le moderne tecnologie avanzate è in grado di ottimizzare le risorse e il loro uso e iniziare appunto dall'acqua. Idroponica, acquaponica e via dicendo. Le soluzioni non mancano, mentre conosciamo anche la necessità di rivedere la nostra rete distributiva e infrastrutturale al fine di evitare sprechi. Non voglio sottrarvi altro tempo, vi ringrazio per il grande valore sociale del vostro impegno che affianca e stimola chi affronta il tema delle sfide della contemporaneità. Salvare l'acqua, tutelarla da fonti inquinanti, non ultimo il PFAS, in cui molto si è discusso anche qui in Consiglio regionale, gestirla in maniera ottimale, razionando i consumi, è una sfida epocale per l'umanità. E sapere che in Veneto esistono organismi e strutture che hanno accolto questa sfida e la stanno vivendo all'avanguardia fa indubbiamente piacere. Io ringrazio ancora il collega Rigo che appunto oggi ha portato alla nostra attenzione questo evento così importante come l'Assemblea Generale appunto di Acqua Pubblica Europea. E adesso lascio a Filippo appunto anche la conduzione della conferenza stampa, quindi vieni al centro. Grazie. Siamo in due allora. Allora, grazie a tutti, grazie in particolare al Presidente del Consiglio Roberto Ciambetti che ha ben descritto quello che è un evento importantissimo per la nostra regione. La nostra regione che ospita per la prima volta l'Assemblea di Acqua Pubblica Europea a Verona, 2 giorni, il 29 e il 30 giugno, che saranno dedicati ad ospitare i massimi esperti europei per quanto riguarda il tema importante e strategico che riguarda appunto l'acqua. In un momento storico in cui la gestione sostenibile dell'acqua è diventata una assoluta priorità, avere in Veneto un'assemblea di questa portata è un onore e un orgoglio. Saluto gli ospiti che sono arrivati qui oggi per presentare questa assemblea, la Presidente di Viveracqua Monica Manto e il Presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli, che è nel board di Acqua Pubblica Europea. Questo a dimostrazione del fatto di quanto la nostra regione sia all'avanguardia sulle tematiche riguardanti la risorsa idrica. Io ne approfitto intanto per ringraziare i gestori idrici veneti perché hanno dimostrato grande capacità e straordinaria preparazione. Basti pensare l'anno scorso quanto c'è stata un'annata assolutamente difficile, forse la più difficile della storia dal punto di vista della siccità. I gestori idrici veneti hanno saputo far fronte ad un'emergenza senza precedenti ed hanno saputo garantire i servizi ai cittadini nonostante l'enorme difficoltà. Questo a dimostrazione della loro straordinaria preparazione e della loro straordinaria capacità di saper far fronte a momenti di assoluta emergenza. Quello della risorsa idrica, della siccità, è un problema assolutamente attuale, è un problema che vede il Veneto protagonista purtroppo, perché i dati ci dicono, gli studi ci dicono che il Veneto è una delle regioni europee in cui i fenomeni siccitosi negli ultimi 50 anni hanno avuto più rilevanza e di conseguenza come Regione Veneto siamo al fianco e saremo al fianco dei gestori idrici per garantire l'assoluta continuità rispetto alla gestione della risorsa idrica. Io non vado oltre, lascio la parola a... Parti tu o parte... Sì, Roberto Mantovanelli, sì. Passo la parola al Presidente di Acque Veronesi, ringraziandolo di nuovo per il lavoro che fanno. Grazie consigliere Rigo, grazie Presidente Ciambetti. Per noi è sicuramente un onore, ma soprattutto un piacere essere qui oggi a presentare questa importante iniziativa. Io ho l'onore di rappresentare Viveracqua nell'Associazione Acqua Pubblica Europea. Spendo una parolina. Viveracqua è una società consortile che riunisce le 12 società di gestione idrica del Veneto, società pubbliche, chiaramente, se no non saremmo in Acqua Pubblica Europea,
E questa cosa lo diciamo con orgoglio, perché anche in questo settore, come in tanti altri, ce lo diciamo da soli ma l'hanno anche anticipato con i numeri, anche qui il Veneto può vantare delle eccellenze. Essendo presente poi personalmente nell'Associazione Europea, vi garantisco che in Veneto abbiamo la fortuna, il merito, oserei dire, perché poi le cose bisogna guadagnarsele, di avere delle società sane che operano in maniera seria, mettendo sempre al primo posto l'attenzione e il benessere dei nostri cittadini. Il fatto di essere aziende pubbliche consorziate che si adoperano ogni giorno per lavorare anche assieme porta indubbi vantaggi, soprattutto anche in quello che è il dialogo costruttivo e positivo con la Regione del Veneto, e il fatto di essere qui oggi sicuramente ne dà testimonianza, direi, plastica. Acqua Pubblica Europea è già stato anticipato, insomma è l'associazione che riunisce i principali gestori del continente a proprietà pubblica, è un'associazione che, a mio modo di vedere, è sempre più importante per le attività che porta avanti, che sono fondamentalmente di due tipi. Il primo, più banale se vogliamo, ma fondamentale, è il confronto continuo tra gestori di paesi diversi che possono condividere in assoluta serenità e onestà le migliori pratiche, condividerle, confrontarsi su aspetti di governance, aspetti di tecnologia, proprio perché non c'è un aspetto concorrenziale. Quindi questo è un grande vantaggio che noi abbiamo a differenza di altri settori e che cerchiamo di massimizzare al massimo, chiaramente con questo tipo di attività. Capire cosa fanno gli altri è fondamentale, perché molto spesso non c'è nulla da inventare, basta mettere assieme quello che già di buono troviamo in giro per l'Europa. In Europa sicuramente abbiamo un livello dell'infrastruttura molto alto rispetto al resto del mondo, come ricordava giustamente il Presidente Ciambetti. A livello mondiale, anche nella recente Assemblea Mondiale dell'ONU è stato sottolineato come la situazione rispetto agli obiettivi dell'Agenda 2030 sia molto deficitaria, e l'Europa chiaramente rappresenta una realtà diversa, i sistemi mediamente funzionano, ma siamo tutti al lavoro con il massimo impegno per migliorare ulteriormente. L'altra attività fondamentale che fa Acqua Pubblica Europea è quella di portare le istanze e il confronto, quindi il punto di vista dei gestori, a confrontarsi con la Commissione Europea. Sappiamo che oggi ormai la maggior parte delle leggi e di tutti poi i vari parametri che noi siamo chiamati a rispettare con la nostra attività derivano da direttive europee. La direttiva acque potabili, entrata in vigore in Italia nei primi mesi di quest'anno, deriva appunto da una direttiva comunitaria. In questo momento stiamo parlando della direttiva acque reflue, che avrà importanti impatti sulla gestione delle fognature, ma non solo, anche dei fanghi da depurazione per esempio, ed è fondamentale che noi possiamo andare ad intercettare e a dialogare a livello di Commissione Europea su queste tematiche, per fare in modo che poi le direttive, come vengono impostate, partano nella maniera anche secondo noi più corretta. E qui devo dire che l'associazione sta facendo veramente un lavoro eccezionale da questo punto di vista. Si riesce ad incidere in qualche misura sull'elaborazione delle direttive, chiaramente con dei limiti, però questa è un'attività fondamentale che ci permette anche di prepararci per tempo per quello che poi sappiamo arriverà nei prossimi anni. Quindi questo è un aspetto che ci consente sempre di essere comunque aziende all'avanguardia, sicuramente a livello continentale. Cedo la parola adesso a Monica Manto, che è presidente di Viveracqua, per proseguire poi con la scaletta. Grazie Monica. Buongiorno a tutti. Intanto mi sembra un inquadramento molto esaustivo quello che è stato fatto dal Presidente Ciambetti e dal consigliere e dal Presidente anche Montovanelli. Noi impariamo dagli altri. In questa occasione è particolarmente interessante l'assemblea che si terrà in Italia presso la città di Verona, perché avremo modo di condividere anche ciò che abbiamo imparato sulla nostra pelle e
con attenzione, con serietà, col massimo delle risorse sul tema dei PFAS. Quindi c'è sicuramente una grande attenzione da parte dei colleghi comunitari, perché la vicenda della contaminazione da PFAS, che voi sapete è generalizzata, cioè in tutta Europa e in tutto il mondo, anzi, e noi l'abbiamo affrontata in una maniera piuttosto decisa. Non soltanto sul tema, come diceva adesso il Presidente Mantovanelli, quindi per quanto riguarda i PFAS nelle acque potabili, ma anche sulle acque reflue, quindi sul trattamento di questi nostri scarichi, che possono diventare comunque una risorsa. Cioè l'intento e l'approfondimento di cui parlerà poi meglio il dottor Florian, proprio perché lui farà un focus proprio su questo tema per condividerlo con i colleghi, in maniera internazionale, verterà proprio sul trattamenti delle acque reflue, affinché l'acqua sia una risorsa dall'inizio fino alla fine del suo processo, quindi in un'ottica di economia circolare. L'attenzione è massima, perché ovviamente queste acque reflue vengono trattate nei nostri impianti di depurazione, e la stiamo affrontando insieme a livello regionale e ovviamente non a livello di singolo gestore. Considerate comunque che a livello regionale noi in Viveracqua gestiamo alla fine 21.000 km di fognature e ben 1.142 impianti di depurazione. Quindi affrontiamo le best practice in maniera generalizzata in tutto il Veneto. È un intento di economia circolare piuttosto impegnativo, stimolante, e con una serie di alert data soprattutto da contaminanti che noi necessariamente troviamo nelle acque reflue. Cioè tutto ciò che i nostri cittadini usano nell'attività quotidiana civile, noi lo ritroviamo nelle nostre acque reflue e noi le dobbiamo trattare, necessariamente trattare. Quindi l'intento dell'approfondimento che verrà fatto durante l'assemblea e durante il seminario e con le relazioni del dottor Florian sarà quello di affrontare in maniera critica la direttiva europea, come diceva il Presidente Mantovanelli, approfondire il caso studio dei PFAS Veneto per condividere i nostri risultati e le nostre best practice con gli altri gestori e portarci a casa un confronto tecnologico, perché questo è il vantaggio per noi di Viveracqua di partecipare ad APE. E non ci accontentiamo di confrontarci tra noi gestori all'interno del Veneto, ma cerchiamo le migliori tecnologie disponibili a livello mondiale per il miglior trattamento delle acque reflue e quindi dei fanghi di depurazione. Grazie. Lasciamo adesso la parola al dottor Florian. Vieni. Grazie consigliere. Come ha ben detto chi mi ha preceduto, il Veneto ha già oggi le strutture all'avanguardia, le strutture di eccellenza, vedendo nel confronto con gli altri gestori europei talvolta più grandi un'occasione di sviluppo e soprattutto di migliorare alcune best practice. Durante questa occasione di confronto, che si terrà appunto a Verona giovedì e venerdì, ci sarà una visita pratica, una visita in loco venerdì mattina alla centrale acquedottistica di Lonigo, la centrale acquedottistica che già oggi consente di fornire acqua a 24 comuni a cavallo delle province di Padova, Verona e Vicenza. La centrale acquedottistica vede già oggi la possibilità di un'interconnessione con nuove fonti idriche nel Veronese e che vedrà nei prossimi mesi lo sviluppo delle interconnessioni con altre fonti nel Padovano e nel Vicentino. Occasione di confronto che vede, come già detto, il Veneto all'avanguardia e il Veneto visto come un modello anche dagli altri gestori europei. Gestori europei che appunto saranno ospiti nel Veronese giovedì e venerdì. Bene, grazie.
Allora, volevo ringraziare, oltre che al Presidente Ciambetti dell'ospitalità, i colleghi, i consiglieri che sono venuti alla conferenza stampa, il consigliere Betti, il consigliere Bozza, il consigliere Giacomin, Zecchinato e il consigliere Corsi, insomma, a dimostrazione che insomma, il tema dell'acqua è un tema importante e strategico per tutto il Veneto. Quindi il 29 e il 30 giugno si terrà questa importante assemblea europea. Ripeto, per noi è un onore e un orgoglio che questo avvenga per la prima volta a Verona e in Veneto. È un onore e un orgoglio avere dei gestori idrici che sappiano, che hanno saputo dimostrare grandi capacità come quelli veneti e insomma in questa sala presentiamo sempre tante eccellenze anche in questa tematica, che è una tematica importantissima per il futuro, e possiamo dire che il Veneto ha delle eccellenze straordinarie, quindi grazie e assolutamente buona assemblea.